Stamattina è stata un'opportunità importante. Dirigenti di scuole statali e paritarie che fanno parte di un unico sistema pubblico integrato hanno avuto la possibilità di confrontarsi su quelle che sono le tematiche che interessano i nostri giovani. Infatti nel nostro intervento abbiamo messo il ragazzo al centro, il ragazzo che ha intorno a sé degli adulti che necessitano di essere, che siano adulti significativi per il loro cammino, per la loro storia di apprendimento, una centralità che deve diventare effettiva. Pertanto per questa centralità era necessario evidenziare alcune criticità necessarie su cui abbiamo bisogno di intervenire con percorsi che nell'alleanza scuola, famiglia e territorio possono trovare delle soluzioni. Il nostro intervento è stato un intervento a due voci, scuole paritarie e scuole statali, proprio perché siamo insieme per i nostri ragazzi che sono al centro dell'educazione. Invece nell'ultimo periodo scuole statali e scuole paritarie sono state un po' divise dalle polemiche. Sicuramente divise, però qui nel territorio padovano abbiamo una buona esperienza di sinergia, collaborazione, abbiamo lavorato anche in rete, questo è stato evidenziato nell'incontro, pertanto una buona pratica da cui trarre esempio, perché è possibile lavorare insieme senza farci battaglia, perché i ragazzi sono gli stessi.